Cosa ci faranno tutti questi ragazzi qui in Piancansiglio, l'antico bosco dei Dogi, foresta demaniale regionale gestita da Veneto Agricoltura? Semplicemente scavano, perché sono dei giovani Indiana Jones dell'Università di Ferrara, con il professor Marco Peresani e con il dottor Davide Visentin. Cercano le tracce della presenza umana qui ancora 12.000 anni fa. Sentiamo. Siamo dopo 15 anni dall'ultimo scavo in altopiano del Cansiglio, siamo ritornati perché un sondaggio l'anno scorso ha portato alla scoperta di un livello del Paleolitico risalente, si presume, a 12-13.000 anni fa, che ci permetterà di conoscere, di approfondire le conoscenze sugli abitanti, i primi abitanti di questo altopiano. Che noi sappiamo essere dei cacciatori, venivano qui nella stagione buona perché qui c'era fauna da cacciare. Sì, sicuramente il Cansiglio era un importante bacino di caccia per le genti che vivevano nella pedemontana o nella pianura veneto-friulana, e permette di ricostruire il rapporto tra l'uomo e l'ambiente a quel tempo, gli equilibri tra le comunità paleolitiche e le risorse naturali, e quindi di tracciare le prime fasi del popolamento delle prealpi, ripeto, in un periodo che fortunatamente è abbastanza conosciuto qua nelle nostre regioni. Riusciamo anche a capire come i cambiamenti climatici si sono modificati nelle migliaia di secoli. Sì, senza dubbio. Ricordiamo la famosa sequenza torbosa, lacustre del Palughetto, che ha restituito importanti indicazioni per la ricostruzione del clima, e questi scavi che verranno effettuati nei prossimi anni consentiranno di ottenere ulteriori informazioni, il carbone, appunto i resti animali, quindi di approfondire le conoscenze su determinati cambiamenti climatici che sono stati fondamentali per il popolamento di queste aree. Anche perché la tecnologia in questi 20 anni è molto cambiata, è molto cresciuta, vi sta dando nuovi strumenti di indagine. Prima tra tutte il recupero del possibile DNA utilizzato, cioè del DNA testimoniante la presenza di uomini in questa cavità. È il direttore degli scavi qui in Piandilandro in Cansiglio, praticamente a capo di questa squadra di Indiana Jones che sta cercando di trovare effettivamente se c'è questo uomo di Neanderthal o qualcosa del genere. Ecco, in quanti siete, dottore? La squadra di studenti e collaboratori dell'Università di Ferrara che sta effettuando le ricerche è composta da più o meno una decina di persone che si alternano nel corso delle settimane. Quante settimane dura lo scavo? Per questo primo anno scaveremo per circa un mese, 4 settimane, qualcosa. Ecco, quanta passione ci vuole per fare questo mestiere? La passione è sicuramente fondamentale perché è uno scavo piuttosto lento, anche faticoso, visto tutte le pietre e il sedimento che bisogna asportare, e richiede molta pazienza e attenzione nel momento dello scavo per riuscire a individuare direttamente sul posto il maggior numero possibile di reperti, da quelli più grandi a quelli grandi anche pochi millimetri. Ecco, allora quindi la grande soddisfazione è quando si trova qualcosa. Sicuramente quando si trova qualcosa di significativo, di bello, la soddisfazione è decisamente molta. Lo scavo, le ricerche sono finanziate da Veneto Agricoltura, e sicuramente va ricordato che lo scavo è fatto su concessione, quindi su autorizzazione del Ministero e dall'Università di Ferrara, sì, che esegue le ricerche. L'Agenzia Veneto Agricoltura si occupa della gestione della foresta del Cansiglio a 360 gradi, sicuramente dal punto di vista forestale, di gestione sostenibile, ma anche di conservazione del patrimonio storico-culturale. Il Bosco del Cansiglio è conosciutissimo per la sua storia recente, pensiamo al Bosco della Serenissima, al Bosco da Remi, cioè l'importanza che aveva la produzione di faggio per i remi dell'Arsenale, ma non c'è solo questa storia recente. Se andiamo molto indietro nel tempo, vediamo che l'altopiano del Cansiglio è stato frequentato già 13-14 10.000 anni fa dall'uomo che ha popolato questa zona, perché era interessato soprattutto
alla cacciagione. Liberandosi questa zona dei ghiacciai del Piave, sono state restituite alle popolazioni locali spazi di caccia e di vita che vengono praticamente studiati dall'Università di Ferrara in questi anni.